Riccardo Giacomin, avvocato, vivo attualmente a Doha, Qatar, o meglio mi divido tra Doha e Dubai, Emirati Arabi, dove mi occupo appunto di seguire le sedi di un importante studio legale internazionale distaccate in quella zona. Sostanzialmente questa è un'opportunità che mi è stata data ormai più di 1 anno e mezzo fa, sempre rimanendo collegato ovviamente all'Italia in cui mi reco spesso. È stata sicuramente un'opportunità molto, molto interessante che mi ha permesso di approcciare queste nuove aree pur mantenendo, diciamo, ferma quelle che sono le mie specializzazioni, ossia quelle relative al diritto commerciale e societario e legate più che altro all'assistenza di imprese italiane o comunque europee / occidentali in quelle zone del mondo. Si tratta di paesi che sono, diciamo, sotto la lente di ingrandimento perché appunto sviluppano attualmente importanti progetti anche slegati da quello che è l'oil and gas, che è solitamente l'ambito commerciale elettivo di questi paesi, e in particolar modo il Qatar con i mondiali che si terranno nel 2022, quindi con tutto uno sviluppo infrastrutturale legato a questo importante evento sportivo, e Dubai invece con l'Expo del 2020. Sostanzialmente l'attività prevalente si sostanzia nella consulenza appunto di queste società italiane occidentali che vogliono stabilirsi in loco, nella contrattualistica, nella costituzione di società con tutti i rilevanti documenti e nonché anche in una consulenza proprio nello sviluppo del business. Sono di Vicenza, quindi Veneto, 100%, e ecco, non ci sono molti veneti in quelle zone, quindi sono sicuramente zone dove ci sono molti italiani, ma dove l'immigrazione, diciamo, veneta non ha attecchito. Sicuramente, diciamo, quella storica di inizio del Novecento si è orientata più su altre zone del mondo, chiaramente, ma anche questa nuova ondata, diciamo, fatta di giovani professionisti non sta, diciamo, interessando particolarmente quell'area, quantomeno come provenienza geografica per noi veneti. Speriamo di essere magari il primo, ecco, di una lunga serie e che si possano creare delle opportunità non solo per appunto i miei connazionali e coetanei o anche, diciamo, più giovani o più esperti, ma anche per le imprese del nostro territorio, insomma. Sicuramente Global Van è un'iniziativa molto interessante che ho avuto la fortuna e anche il privilegio di seguire sin dalla sua nascita assieme all'avvocato Rozzi Marin e appunto all'Associazione Veneti nel mondo. Reputo che sia interessante questa sorta di LinkedIn delle eccellenze venete che permette appunto di creare sicuramente delle sinergie e dei rapporti che possono avere una duplice valenza sia, diciamo, personale, proprio di scambio personale, ma anche talvolta, come ho visto anche in passato in mie precedenti esperienze lavorative anche in Sud America, anche sicuramente professionale e lavorativo.